Parliamo di scuola, abbiamo il professor Losciuto Francesco, siamo cari amici da tanti anni, e lui insegna al Marignani di San Daniele, al Manzini di San Daniele, e naturalmente fa parte del gruppo egmonico del Friuli Venezia Giulia. Insieme abbiamo portato avanti anche con molta positività il seminario 4 anni fa, il seminario nazionale di gnomonica a Lignano Sabbiadoro, e l'argomento che oggi ci tratterà appunto è la gnomonica nelle scuole. Io contribuisco modestamente alla divulgazione di questa passione cercando di coinvolgere più scuole possibili e facendo lezioni nelle scuole. L'introduzione della gnomonica nella scuola non è facile, nel senso che bisogna trovare delle combinazioni di insegnanti interessati o di esperti disponibili, e poi la struttura così scolastica rigida non permette di andare oltre gli schemi che la scuola, un sistema orario permette. Io ho avuto la fortuna di insegnare in una scuola che ha accorpata anche una scuola media. Quindi l'esperienza principale l'ho fatta in una scuola media che, se a tempo prolungato, ha una offerta formativa, quindi una struttura, una formazione oraria che permette appunto di fare delle esperienze positive, introducendo argomenti e avendo il tempo per scuola. Quindi l'esperienza che vi racconto è un'esperienza ormai quinquennale in una scuola media, anche se ci sono poi dei passaggi alla scuola superiore. Appunto con il sistema dei laboratori. Le scuole medie a tempo prolungato hanno delle ore pomeridiane che possono dedicare a attività aggiuntive, si chiama offerta formativa. E durante queste ore, con insegnanti di scienza ovviamente favorevole e interessato, si può organizzare un corso degno di questo nome. Quindi è un corso formato da 20 ore, e quindi 10 incontri, e effettivamente si possono ottenere buoni risultati con una certa continuità. Mentre nelle scuole superiori purtroppo l'intervento è così estemporaneo, spiegazioni qualche mediana, gli elementi essenziali, ma un vero corso in effetti è difficile farlo, perché appunto l'insegnante la scuola c'è delle ore, poi l'insegnante stesso che è interessato e lo organizza nell'arco di un'ora. Quindi l'introduzione della gnomonica nella scuola non è facile, anche se quando si riesce, almeno per la mia esperienza, si ottengono risultati soddisfacenti. Ecco, quindi questa è una programmazione ridotta ai minimi termini per cercare di essere chiaro. Quindi è l'estratto di una programmazione che si presenta appunto per poter fare il corso. La gnomonica ovviamente ha grandi potenzialità interdisciplinari. Le materie delle scuole medie che possono essere coinvolte, e lo sono normalmente, sono appunto la scienza, matematica, educazione tecnica e artistica, quando ci si spinge a fare qualcosa di più impegnativo. Quindi nelle scuole superiori le materie sono poche effettivamente, la topografia, geometri, astronomia o geografia astronomica nei licei, matematica e scienze, con latino e storia eventualmente per quanto riguarda i monti e comunque la storia della stessa vita. Quindi io racconto però un'esperienza in una scuola media, 20 ore e 10 incontri. Quindi prima di iniziare il discorso, i gruppi sono formati da bambini praticamente motivati, cioè incuriositi. Quindi si fa un'iniziale verifica sui requisiti, comunque sulle conoscenze che hanno, e il minimo è questo qua. Ora io mi avvalgo di fotografie, anche filmati, che ho preso un po' da libri, un po' da altri siti web. Non ho niente di originale, ma ho riprodotto cose che già esistono. Quindi per la verifica dei requisiti, vari disegni dove ci permettono di fare, credo che sono 3 ore,
esteri e poi sì, questo schema iniziale. Lo schema iniziale che quindi permette di far comprendere i movimenti della Terra. Uno dei principali obiettivi per cominciare a ragionare di mnemonica con i bambini, ripeto, sono bambini di 13 anni, 12-13 anni, incuriositi ma non hanno molte conoscenze, quindi bisogna introdurre. E questo schema così sviluppato è una successione logica di cose da imparare per capire come funziona una nuova misura. Quindi il momento della Terra, la creazione, l'evoluzione, la pressione dei equinozi, soltanto sapere che cos'è, ecco di un filmato trovato su internet da una certa signora Moji Fiorentini, planetario di Milano, che poi questo qua sono gli obiettivi ovviamente che ci prefiggiamo insieme agli altri insegnanti, far capire poi eventualmente la capacità di misurare. La stessa cosa, sempre nell'azione dell'asse, la spiego utilizzando queste immagini, tratte da un libro di Chiti, in cui si spiega praticamente la funzione dell'asse per quanto riguarda le stagioni, e nel video sarebbe stato molto più chiaro perché si fa vedere tutti i vari momenti, le varie inclinazioni e come nascono le stagioni. E questo suscita parecchio interesse, cioè capire le stagioni in base all'asse terrestre, alla rotazione, è un argomento che interessa parecchio. Comunque, sì, oltre quindi ai video, che riesco a reperire anche su YouTube, queste immagini in genere sono facilmente comprensibili. Poi si passa ovviamente ai movimenti apparenti del Sole, ragioniamo sui movimenti apparenti. Quindi si può sorgere al tramonto all'altezza del Sole, quindi le solite immagini con i punti cardinali, alba, tramonto e mezzogiorno, e le altezze del Sole nei vari momenti importanti, solstizi e equinozi. Questo è un argomento che interessa ai ragazzi perché poi faccio fare delle esperienze pratiche. In questo senso, organizzo i bambini, un gruppo di due, che misurano la loro ombra e si accorgono così dello spostamento, appunto, dell'allungamento dell'ombra e si rendono conto del movimento della Terra. Anche con vari oggetti si può misurare l'ombra e quindi percepire effettivamente, comprendere il movimento della Terra attraverso il movimento dell'ombra. Poi la scheda didattica dove prendono tutti questi dati e poi si ragiona su questi dati. Anche questo è un altro insegnamento che permette di vedere la correlazione tra movimento del Sole e ombra. E poi io organizzo anche le verifiche, quindi da un punto di vista didattico mi serve anche vedere quello che abbiamo capito. E preparo delle verifiche di questo tipo, no? Sommativa, faccio un segnetto così, metto delle palline sul Sole, metto un'ombra e dico dov'è il Sole, così non si capiscono se hanno capito il meccanismo del movimento del Sole, ovviamente del movimento del Sole con l'ombra, oppure segno così le campanile e poi chiedo secondo loro l'ordine del movimento dell'ombra, quindi mi permette di capire se è una opera per concetto o l'azione tra il movimento apparente del Sole e l'ombra, cosa che è difficile da comprendere se non si vede e se non si vede attraverso questa esperienza. Quindi questo qua è un altro piccolo esercizietto dove mi mostra dove il Sole nelle varie date, quindi solstizi e equinozi, e siamo compresi il concetto di solstizi e equinozi. Poi io mi spingo un po' oltre, se c'è ovviamente la pasta disponibile, per quello disponibile, dipende, nella misura sono ovviamente non parte, nella descrizione delle coordinate celesti, per comprendere e distinguere i meridiani che utilizzano poi l'angolo orario e i meridiani azimuttali. Comunque sto facendo un altro video non parte, che mostra come ecco un disegnetto che vi è chiamato comprensibile, coordinate azimuttali, azimut, altezza e coordinate orarie con angolo orario e declinazione.
giusto per comprendere come ragioneremo poi quando faremo altri disegni che prendo da un'altra rete, da un altro sito che è la rete della Toscana, molto disegni per comprendere cos'è il zombie, cos'è lo zenith, e poi parlo però come funzionano e qua uso diversi metodi. Questo qua è un disegnetto, ho provato su un sito della Toscana, oppure fare un istituto nautico Artiglio di Viareggio, che è ricchissimo di disegni, anche di pubblicazioni, e spiego appunto il funzionamento della meridiana partendo da Sole a distanza, tagliando appunto l'equatore, la relazione che c'è tra il movimento del Sole e onde dello Iomone, la posizione appunto di una meridiana equatoriale nei vari punti della Terra, per poi arrivare alla costruzione, sempre la stessa cosa. Ecco, do delle istruzioni, preparo io, preparo io le istruzioni e i ragazzi cominciano a costruire delle forme meridiane di questo tipo, e queste sono le realizzazioni fatte loro molto elementari, però che permettono di comprendere intanto l'inclinazione dell'equatore, la funzione dell'equatore, l'asse terrestre, e quindi praticamente molto importante anche la comprensione della declinazione del Sole, quindi la lettura la parte superiore, la parte inferiore, ricchissime di spunti, l'analisi di queste piccole movimenti sono molto facili. Però passiamo alla fase esecutiva e poi i ragazzi si trasformano, cominciano a lavorare perché muovono le mani e hanno chiuso la situazione lì a fare qualcosa praticamente che sta attivo, perché di pomeriggio qua abbiamo fatto fotografie con altri specialisti, ogni tanto tutte esperienze per foto finale. A questo punto poi si pone il problema, ma come si orienta? Normalmente con un tavolo bussola, io quando vedo tutta la cassa disponibile mi avventuro nella spiegazione dei due metodi più noti di ricerca del meridiano e utilizzo ad esempio il metodo delle ricerche in due. Qua sono foto prese dal sito di Saviano, non vedo l'ora, visto che è il più chiaro di tutti, si spiega appunto molto semplice, si riesce a fare anche nel cortile della scuola, è la ricerca appunto del meridiano. Quando la risposta, comunque vedo che c'è l'interesse aumenta, propongo anche la ricerca del meridiano con il filo a quello, quindi la necessità di trovare il tempo vero o comunque il passaggio verso la meridiana. Quindi devo introdurre il concetto dei fusi orari, quindi i fusi orari sulla piccola mappa, il meridiano centrale del fuso, costante locale, differenza tempo vero, sono delle nozioni che richiedono delle spiegazioni. Qua sono posto soltanto una mappa concettuale, ma ovviamente per ogni argomento si affronta con anche ore di spiegazione. Gli obiettivi che ci prefiggiamo per ogni lezione, gruppo di lezioni, arrivare poi alla capacità di orientare un orologio equatoriale, quindi orientare questo orologio verso un nord celeste o comunque sulla via del meridiano. Quindi spiegazione dei fusi con disegni che chiariscono, e poi la situazione mentale. Il fuso nostro, ecco, il concetto di costante locale, quindi la differenza di longitudine e l'equazione del tempo. Ecco, questa è un'immagine che mi permette di far capire che cos'è la costante locale, tratta appunto un sito internet, partendo dal tempo vero dell'Europa centrale, fare la differenza e capire appunto il calcolo dell'ora media del passaggio del Sole, come il tempo vero del passaggio del Sole alla meridiana, per poter utilizzare l'onda di un filo e tracciare esattamente per terra il meridiano, la linea del Sole. Quindi poi, quando spingiamo un po' più in là, anche il concetto di equazione del tempo, che in fondo è compresa, c'è una differenza tra l'orologio che è un posto e la meridiana, si riesce a capire la differenza, si spiega quali sono i motivi di questa differenza e dico
non sempre, ma con parecchi gruppi riesco a far capire anche questo concetto che non è molto facile. Perché dico parecchi gruppi? Perché sono 5 anni che ho l'esperienza, quindi ho potuto affinare, ho potuto sì vedere quello che è facile fare, quello che è più difficile e misurare anche i ragazzi disposti a. Sono dei gruppi che non sono disposti, comunque non accettano, non riesco a farmi capire io, o dei gruppi invece che vanno avanti e si può arrivare anche a spiegare il concetto di equazione del tempo che non è facile. Quindi poi passa una mediana orizzontale, questo è preso un tema grafico, non ci possiamo spingere ovviamente nei calcoli e con questo metodo grafico si riesce a costruire poi i risultati che ci permettono di commentare e a questo punto poi anche di orientare correttamente anche senza bussola, quindi sono un mediano che abbiamo costruito a scuola, una mediana, con le varie esperienze da parte delle ragazze. Poi quando facciamo la foto finale, ho scoperto che ad esempio la meridiana matematica è una delle meridiane che riscuote il maggior successo, perché loro sono protagonisti, nel senso che fanno le mnemone, e quindi facciamo fare prima un modellino di carta utilizzando un metodo trovato sui nostri tanti libri di mnemonica, da un certo minuto, autore, che permette di mettere in pratica parecchie conoscenze, soprattutto di educazione tecnica, la capacità di disegnare, appunto di trovare parallele, perpendicolari, l'utilizzo del nome, è un oggetto misterioso, quindi costretti a calcolare e misurare angoli. Questo è un metodo molto semplice che permette anche di utilizzare appunto il cronometro e didatticamente molto soddisfazione, nel senso che ho visto che i ragazzi anche nell'uso degli attrezzi, utilizzandoli appunto con uno scopo preciso, avendo altro metodo, e alla fine quello qua, gli oggettini che facciamo prima, no? I modellini, qualche volta anche in scala, e poi l'abbiamo realizzata veramente nella scuola, perché poi siamo riusciti anche a farla con l'aiuto dei lavoratori anche veramente. Questo qua è una fase di misurazione, davano una mano e poi l'abbiamo realizzata a scuola così con i ragazzi. E questa qua è un orologio comprensibile da tutti, è quello che riscuote il maggior successo. Anche la stella milare che faccio costruire parte da questo qua, è un fondo, una torta, poi divisa ovviamente in specchi di 15 gradi, si tagliano questi cerchi così, vengono fuori queste, si inclina poi il tutto secondo l'attitudine, vengono fuori questi oggettini che con tanta soddisfazione poi mostrano quella che è diventata una bussola, ecco. E anche questa l'ho portata poi veramente, l'abbiamo realizzata, ragazzi molto contenti perché poi l'abbiamo fatta a scuola, è venuta così, la foto di Megren, che comunque passiamo un po' dalla fase di costruzione sul cartoncino, quando è possibile anche alla realizzazione di queste linee. Poi siamo un po' più complicate, almeno spiego le parti di un orologio verticale, non lo costruiamo, ma alle scuole medie mi limito soltanto a spiegare tutte le parti memorarie, curve diurne, equazione del tempo. Questa è poi un'altra meridiana, facciamo adesso la superiore, questa qua è una delle più complete che vediamo che abbiamo nelle nostre parti, infatti anche per di italica. Ora, siccome questa qua è una meridiana fatta a Gemona, fatta con i ragazzi, fatta realmente a Gemona, e quella di Manignani anche con 8 ore di lezione, poi è sfociata in questa che è la parte. Questo qua è un corpo per assi seconde, parliamo 99, e ha avuto un successo, ma sempre con metodi grafici.
Siccome l'argomento che io propongo è la misura del tempo, non sono mai finisco in genere il corsetto per anche un orologio che misura il tempo, no. E quindi queste apparecchiette qua naturali che rispondono a un grande successo perché permettono di misurare l'ora anche di notte. E questo è il corso in fiore che permette di misurare appunto il tempo sia di giorno che di notte. Queste qua sono vedete molto elementari, perché è un vicino, poi queste qua sono costruzioni che si fanno in classe, molto semplice, comunque poi si monta tutto e effettivamente in modo veramente approssimativo è comunque l'ora anche. Quindi questo è il mio contributo che do a questa nostra passione, la divulgazione della scuola, e devo dire concludendo che